Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La polizia di Catanzaro ha tratto in arresto l'assassino di Francesco Pavone, il 34enne trovato morto lunedì sera nella sua abitazione di Catanzaro. In manette è finito un cittadino italo-brasiliano, Vladir Scalzo, 27 anni, noto negli ambienti omosessuali della città. L'assassino avrebbe confessato nel corso della notte, dopo ore di interrogatorio, e lo avrebbe fatto perché non gradiva le attenzioni riservategli dalla vittima. Non è la nave dei veleni, il relitto adagiato a 500 metri di profondità a 12 miglia dalla costa di Cetraro, e nell'area non si rivelano alterazioni della radioattività. Lo ha detto il ministro dell'ambiente Prestigiacomo, commentando le prime verifiche fatte dalla nave Mare Oceano. Il relitto infatti sarebbe diverso dal mercantile che il pentito Francesco Fonti aveva detto di aver affondato con il carico di fusti tossici. Un sit-in pacifico e propositivo dei pescatori calabresi indetto da Lega Pesca Calabria oggi a Catanzaro, in concomitanza con l'incontro convocato nella provincia calabrese dall'assessore alla pesca Pietro Rosario Amato sull'emergenza delle navi dei veleni. Il presidente nazionale Ettore Iani ha rilanciato un pacchetto di proposte per trovare una soluzione all'emergenza. Diverse decine di immigrati provenienti dalla Turchia e in gran parte di etnia curda sono approdati intorno alle 2 di stamani sulla costa ionica crotonese, in località Steccato di Cutro, a bordo di un barcone lungo circa 30 metri, che si è arenato sulla spiaggia. Gli occupanti si sono dispersi a piedi lungo il litorale, alcuni di loro sono stati rintracciati e trasferiti al CIE di Isola Caporizzuto. La Commissione Tecnica Determinazione Deficit della Regione Calabria ha deliberato che il disavanzo complessivo dell'azienda trasporti dell'area metropolitana di Reggio Calabria per il decennio 1987-1996 deve essere determinato in circa 1.700.000 euro. Lo ha comunicato il sindaco Scopelliti e l'amministratore delegato dell'ATAM Demetrio Arena. La somma riconosciuta alla società consentirà di migliorare il trasporto pubblico in tutto il territorio comunale. Il presidente della regione Agazio Loiero ha incontrato una delegazione dell'AIOP, l'associazione dell'ospedalità privata italiana. Nel corso della riunione si è parlato della sanità in vista del piano di rientro e sono state approfondite diverse problematiche riguardo alla sanità privata in Calabria. All'incontro sono intervenuti anche il presidente nazionale dell'AIOP e il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute Andrea Uerzoni. L'importanza dell'educazione energetico-ambientale in età scolare è il titolo del convegno che si è tenuto ieri nella Casa delle Culture di Catanzaro, promosso dall'Enea. Nel convegno aperto dal presidente della provincia si è discusso della minaccia ambientale che può rappresentare l'incremento di eventi atmosferici estremi, per cui è necessaria una specificazione indirizzata a stili di vita più sostenibili. Cosenza nei suoi quartieri, il libro di Enzo Stancati, scrittore cosentino deceduto un anno fa, è stato presentato ieri pomeriggio nel salone di rappresentanza del comune. Nell'opera, composta da 4 tomi, è narrata la storia della città Abruzia attraverso i suoi quartieri. Organizzata dalla Fidapa, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, alla manifestazione erano presenti l'assessore alla cultura Salvatore Dione Salvi e Walter Pellegrini, editore. Torna l'appuntamento più goloso dell'anno. Dal 30 ottobre al 1 novembre l'isola pedonale di Cosenza si trasforma in un'immensa cioccolateria. La festa del cioccolato, giunta quest'anno alla sua 7ª edizione, è promossa dalla provincia e dalla CNA, patrocinata dal comune della città. Saranno 3 giorni per ammirare sculture di cioccolato e per perdersi nella dolcezza del cacao.